Allora, c'è un'altra questione che dobbiamo un po' chiarire. Allora, visto che il grano non va tanto bene, si parla di fotovoltaico, direttore. Com'è la questione del fotovoltaico? Leggo prima il messaggio: un complotto verso i prodotti italiani, ditemi la xylella che ha distrutto mezza Puglia, ditemi della xylella che ha distrutto mezza Puglia. Vabbè, non possiamo dire, non sappiamo che dire. La xylella è stato un grosso problema per il nostro settore, tra l'altro con le difficoltà incredibili che si sono oggi. Abbiamo lo stesso problema anche per quanto riguarda il vitivinicolo sulla fluorescenza dorata, che anche quello anche quello è un grosso problema dei nostri viticoltori. Cioè sono situazioni... Quindi non è stato risolto neanche quello della fluorescenza? Non è stato risolto, si va a risolvere nel momento in cui si va a estirpare le piante e si eliminano le piante malate. Non è una situazione semplice, è una situazione difficile, però su quello ci stiamo lavorando, gli agricoltori ne lavorano e sicuramente oggi vi è necessità anche di avere dei fondi adeguati che intervengono in maniera adeguata su questo, perché ricordo xylella e flavescenza, ma la cimice asiatica era un problema, è stato un problema di 2 o 3 anni fa, in cui ha raso al suolo intere coltivazioni per quanto riguarda l'ortofrutta. Ecco, situazioni di difficoltà, e noi la cimice asiatica non abbiamo mica importata noi agricoltori, è una situazione di difficoltà quando si parla di eventi climatici diversi rispetto a qualche anno fa. Vuol dire anche questo, insomma, non è solo una questione della temperatura, ma è una questione anche per quanto riguarda questi insetti che determinano grossi danni all'agricoltura. Oltre agli insetti mettiamo a parte la fauna selvatica, i lupi, che stanno creando grosse difficoltà, lei lo sa benissimo, nei nostri altopiani di Asiago, ma anche nel Bellunese, in cui molte aziende ci chiedono, ci dicono le grandi situazioni di difficoltà che oggi loro stanno facendo. L'ultima nostra malga a Belluno, proprio domenica, è stata attaccata da un gruppo di lupi di notte e quindi ha raso quasi al suolo il proprio gregge. Voglio dire, addirittura? Sì, perché sono situazioni di questo. Tra l'altro questa malga che aveva anche le recinzioni elettriche fatte dalla regione, antisoluore e quant'altro, però non hanno permesso il fatto di trattenere il lupo di là. Quindi situazioni di difficoltà oggi che ha il settore agricolo, e quindi qua bisogna capire se il mondo politico ha interesse nel salvaguardare questo settore, perché questo è il punto. Allora, vogliamo produrre, siamo produttori, siamo bravi, siamo paesaggisti, siamo ambientalisti, siamo tutto, no, ma bisogna anche proteggere il settore agricolo e dare redditività ai nostri agricoltori. Ecco, questo è l'aspetto importante. Per ritornare sulla domanda che mi ha fatto lei sul fotovoltaico, 3 secondi, PNRR, che è appunto il piano strategico nazionale, prevede oggi lo stanziamento di 1 miliardo di euro alle aziende agricole. C'è un finanziamento, possibilità di aprire le domande, si apriranno verso settembre, e le aziende agricole che hanno capannoni, che hanno serre, che hanno stalle, hanno la possibilità di mettere il fotovoltaico per uso e autoconsumo proprio per quanto riguarda l'energia, con contributo a fondo perduto dell'80%. Quindi assolutamente le aziende devono fare le domande, è un'opportunità importantissima per le nostre aziende. Abbiamo visto l'energia che valore ha, che costo ha per la materia, come materia prima per la produzione dei nostri prodotti, sia zootecnici sia anche per quanto riguarda i seminativi e anche agricoli. Quindi vi è necessità oggi di abbassare il valore del costo dell'energia. Fotovoltaico benissimo, 1 miliardo a disposizione, all'80% a fondo perduto, quindi le aziende agricole devono fare domanda e devono richiedere appunto questa possibilità e necessità. Quindi approfittare perché c'è una scadenza? Intanto c'è un'apertura che è i primi di settembre, poi la scadenza probabilmente è di 40 giorni, però i nostri uffici sono già a disposizione con i nostri aziende agricole che hanno necessità appunto di capire in che maniera fare il fotovoltaico e in che modo farlo anche, quindi i nostri uffici tecnici regionali sono a disposizione a tutti i nostri agricoltori. Quindi qua stiamo parlando di su abitazioni, cioè su abitazioni. Stiamo parlando, non tanto di abitazioni,
in parte abitazioni agricole, ma soprattutto stalle, attrezzature. Sì. Per cui questo è importantissimo. Esatto. Volevo completare il discorso anche con lei, segretaria. L'acquacoltura è un'alternativa per i più giovani, si parla anche di turismo, di alternative, di qualche cos'altro. Sono prospettive interessanti. Certo, adesso con la nuova programmazione FEAMP, infatti per fortuna alla dicitura FEAMP è stata aggiunta la A, che è l'acquacultura, perché non c'era nell'altra programmazione. E in questa programmazione nuova che le regioni cominceranno a recepire da settembre-ottobre ci saranno molte possibilità economiche per i giovani, per l'acquacultura, per le donne che si affacciano a questo mestiere. Anzi, mi hanno chiesto proprio l'altro giorno: ma ci sono donne nella pesca? Ci sono, e sono anche tante, specialmente adesso noi parliamo del Veneto, nella zona del Delta ci sono molte donne che vanno a vongole veraci, donne che si occupano della trasformazione, solo che purtroppo a volte non si sa. Non si sanno i numeri precisi, perché ci sono anche cooperative di donne che si sono affacciate e lavorano in questo settore, perché comunque la vongola verace, la laguna è acquacultura, non è pesca. Sì. Ecco. Esatto, forse non si è compreso bene che cosa sia l'acquacultura. Sì, l'acquacultura sono delle aree che uno coltiva, tanto che l'acquacultore è un imprenditore agricolo, perciò invece di curare il proprio orto, cura la propria area lagunare, in quel caso, nel caso di Chioggia, nel caso del Delta, e anche nel caso di impianti di acquacultura a terra, come le vasche, che si sanno, c'è le orate, i branzini che vengono allevati, o anche acquacultura in mare, dove ci sono queste aree chiamate anche gabbie, dove viene fatta l'acquacultura controllata. Ma è più costosa per l'agricoltore, per il pescatore? Là in primis bisogna avere l'area, forse è più complicato, perché bisogna comunque chiedere un'area in concessione per fare questo. Non è che uno si sogna la mattina e dice: in quel pezzetto di laguna mi prendo quel pezzetto, tanto non vede nessuno. No, perché sono aree demaniali, ci sono concessioni da chiedere sia in laguna e sia in mare, dove uno poi ha questi famosi impianti che ci sono in Italia e anche in Europa di acquacultura, con le gabbie di allevamento di varie specie, ma soprattutto di branzini, di orate, eccetera, dove ci sono gli avanotti, che sono i piccolini, che vengono messi, c'è una persona che con la barca entra dentro queste gabbie e dà il mangime. Ecco, anche lì noi ci auguriamo sempre che il mangime sia di prima qualità. Ci sono degli acquacultori di livello importante che al loro interno hanno anche un'azienda che praticamente produce il mangime per i loro allevamenti. Però qui parliamo di livelli altissimi. Io spero sempre che quello che noi mangiamo sia abbastanza sano. Abbastanza, se non altro. Se è italiano io me lo auguro ancora di più. Perché anche per i controlli probabilmente che fanno. Perché i controlli da noi ci sono, e sono anche dei controlli molto precisi. L'ititurismo può essere un'alternativa? Un'alternativa ottima, anche il pescaturismo. Io ho visto proprio in questi ultimi anni ragazzi che avevano già il peschereccio. Ecco, questa è una cosa interessante, i giovani che hanno adibito il peschereccio a pescaturismo, perciò portano fuori i turisti, a bordo di questa imbarcazione cucinano, fanno degustare il prodotto che pescano loro e poi fanno fare questo giro turistico, perciò il turismo legato alla pesca secondo me può essere un'abbinata vincente per produrre attività lavorative, specialmente per i giovani.
che è un po' come l'agriturismo per la campagna, no? Che attira anche abbastanza i giovani, un fattore di attrattività. Sì, cicloturismo, agriturismo, fattorie didattiche, turismo rurale, cioè tutte quelle forme di turismo che mettono al centro gli agricoltori e mettono al centro l'ambiente e il territorio. Basta che non sia l'unica che ci lascia l'Europa, perché sennò non è che si vive solo di turismo. Se no andremo in Europa, esatto. Faremo anche noi quello che dobbiamo fare, insomma, ci infatti, faremo sentire, ecco, sempre per il bene del settore. Questo è fondamentale, quindi sappiate che comunque ci sono le associazioni di categoria, sono molto attente, e tra l'altro anche nel settore della pesca, avete visto, c'è il punto della situazione con Pescagri e la grande attenzione proprio ai lavoratori di questo comparto che è estremamente delicato ma anche molto importante. Grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, di averci dedicato il loro tempo, grazie a voi come sempre di aver partecipato e di averci seguito, poi rivedete in replica la puntata sul nostro sito. Grazie.